Ce l'hai? Ok. Aspetta. Sì. Dove meglio che in un luogo così magico, con l'uva che pende, di cui non mi ero accorta in un primo momento perché ero senza occhiali, dopo l'ho vista, si può parlare di poesia armena e capire come come è stata terribile la tragedia che ha colpito improvvisamente il popolo armeno nel 1915. Improvvisamente non perché non ci fossero state delle avvisaglie, non perché non ci fossero state dei segni che qualcuno avrebbe potuto leggere, ma come successe agli ebrei prima della seconda guerra mondiale, una minoranza che è ben inserita in una nazione cerca di non leggere questi segni, perché vorrebbe dire tagliare le radici e andarsene. Qualcuno lo fece, ma pochissimi. Ci sono stati perciò questi segni, ma sono segni che non sono stati raccolti. E la notte fra il 23 e il 24 aprile del 1915 è stata per il popolo armeno l'inizio dell'orrore, perché con una premeditazione accurata che fa appunto di questa tragedia il primo genocidio del XX secolo, in quella notte comincia il rastrellamento nelle loro case, accurato, preciso, informatissimo. La polizia ottomana, ecco, non bisogna dire turco prima del 1923, la polizia ottomana aveva, guidata dal gruppo dirigente dei giovani turchi, che era composto da tre Pascià, Talat Pascià, Enver Pascià e Cemal Pascià, lo dico così per precisare, aveva in quel momento già predisposto tutto. Quindi in 3 notti hanno portato via e avviato verso una morte dilazionata, accuratamente organizzata, più di 1 migliaio di persone. Tu sai il numero, ecco, lei sa il numero esatto, 2356, che costituivano l'elite del popolo armeno. Nella capitale, che si chiamava allora Costantinopoli, come sapete, questa gente erano scrittori, molti, giornalisti, poeti, molto importanti, perché per gli orientali, e da un certo punto di vista gli armeni sono il popolo ponte fra Oriente e Occidente, il poeta è la voce del popolo. E in particolare questi poeti che sono qui raccolti e che furono vittime fra le prime della tragedia sono quelli che i ragazzi, la gente conosceva, leggeva, seguiva. Primo fra tutti Daniel Varoujan. Ora, in questi 3 giorni il popolo armeno è stato decapitato e con il perfetto tempismo, una settimana dopo, cioè all'inizio di maggio del 1915, cominciò lo sterminio dell'intero popolo, da est verso ovest, dalle zone intorno al monte Ararat, piano piano come un pettine fitto, andando verso occidente e non dimenticando nessun villaggio. Capite? Genocidio vuol dire pervasività e organizzazione, è un crimine freddo che un governo compie su una parte della propria popolazione. Io ripeto sempre, lo dirò anche in questa occasione, poi parliamo proprio di poesia, di poeti e di vita che avevano, però non ricordo sempre che è una cosa veramente terribile che oggi questa terribile parola genocidio venga purtroppo via giornali, via televisioni, eccetera, applicata anche a cose brutte, orrende se vogliamo, ma che non sono genocidio, capite? Cioè, per esempio, una guerra non è genocidio. Puoi odiare le guerre, ma non le puoi chiamare genocidio, perché genocidio, come è la definizione inventata, la parola inventata da un avvocato ebreo sopravvissuto
che la inventò nel 1944 e si chiamava Raphael Lemkin, genocidio, con due radici, una greca e una latina, vuol dire sterminio di una minoranza organizzata dal suo governo. Quindi genocidio è quello degli ebrei. Genocidio, ce ne sono altri purtroppo esempi che non vi sto a elencare nel corso del Novecento. L'hanno chiamato il secolo dei genocidi per quello. Gli ucraini uccisi da Stalin negli anni 30. Ci sono naturalmente il Ruanda, Hutu e Tutsi che sono stati... Quelli sono, perché c'è un governo, in genere dittatoriale, che decide che quella minoranza va eliminata per motivi etnici, politici o religiosi. Questa è la definizione che è stata accettata, è stata poi messa a punto dalle Nazioni Unite nella famosa seduta del dicembre 1948. Ecco perché è importante questo libro, perché ci fa vedere con i loro testi le voci di questi scrittori, giornalisti, novellisti, romanzieri, medici, avvocati, che quasi tutti poi scrivevano, che costituivano il rinascimento armeno della fine dell'Ottocento, capite? Dal 1870 in poi c'era stato un poderoso rinnovamento della lingua armena, della cultura, delle scuole. Non c'era neanche una bambina analfabeta nel 1915 nella minoranza armena. Pensate quante ce n'erano in Italia all'epoca. L'idea che anche le bambine dovessero essere educate era assolutamente normale per gli armeni, perché non si sa cosa può succedere. Possono succedere, c'erano già stati massacri, che chiamiamo massacri perché non sono un genocidio, del sultano rosso Abdul Hamid alla fine dell'Ottocento, 1896-98, ma appunto nonostante tutto questo volontà di sopravvivere, di espandersi, di rinnovare la propria lingua, la propria cultura. Insomma, qui lo si può capire. Ci sono lingue, per esempio, voi avete qui avete una lingua splendida che è il sardo e naturalmente si cerca di tenerla viva. Pensate, questa lingua armena, antichissima, 2000 anni di storia e anche di più, che era naturalmente un pochino con poche scuole eccetera, che dalla metà dell'Ottocento riparte vigorosamente e ci sono una quantità di, poi naturalmente cominciano i giornali, cominciano i periodici. Allora, due persone che io ringrazio sempre quando parlo di questo libro, ed è un padre mechitarista armeno dell'isola di San Lazzaro che si chiama padre Ahmad Zasp Keshikian, e un dentista che vive al Lido di Venezia e che si chiama Surenzo Lighian, hanno avuto l'idea: andiamo a vedere nei loro giornali, capite, che cosa scrivevano nel 1915, perché poi le loro voci sono state silenziate. Questi scrittori, questi giornalisti, questi poeti sono stati portati, non uccisi immediatamente. Un progetto genocidario non fa mica così, organizza bene. Li hanno prima di tutto fatti viaggiare verso l'interno dell'attuale Turchia, dell'Anatolia. Poi li hanno dislocati in varie piccole città. Poi gli dicevano: vi trasferiamo in un'altra città, e durante il trasferimento venivano uccisi. Vedete? Cioè non era che venivano uccisi nella città, qualcuno avrebbe potuto vedere, protestare, no, durante il trasferimento venivano uccisi. E questo è in pratica la dinamica di ciò che avvenne. Sopravvisse qualcuno? Per fortuna sì, sempre sopravvive qualcuno, in qualche modo, pochi magari. Uno sopravvisse di questi intellettuali perché parlava benissimo un sacco di lingue e venne reclutato da un ufficiale tedesco per fargli da interprete. Un altro perché riuscì a fuggire e a nascondersi sulle montagne. E sono preziosi perché questi hanno scritto ricordi, hanno scritto poi dei libri, che però fino all'altro ieri erano sconosciuti, capite? Perché erano stati scritti o in armeno o in russo e non erano conosciuti. Adesso sono tradotti in inglese. Quindi questo libro è anche, per fortuna, come succede, non sono casi, ma è
benevolo destino, se vogliamo, che era pronto il testo, ma io ho potuto arricchirlo e arricchire la prefazione con i testi di 2 sopravvissuti che erano stati appena tradotti in inglese. Ora, fra questi la scelta è stata fatta da questi due traduttori. Dove hanno trovato i giornali? Perché il giornale è carta, no? È carta leggera, si sciupa. Dove in tutto il mondo c'è un deposito di tutti i giornali che la minoranza armena, nelle sue grandi sedi di Tiflis o Tbilisi, l'attuale capitale della Georgia, Costantinopoli, Smirne, pubblicava negli anni fra il 1860 e il 1915. Voi dovete vedere come una specie di terremoto improvviso, di freccia che taglia in mezzo, di fuoco improvviso. Oggi c'erano, domani non ci sono stati più. Miracolosamente nel patriarcato armeno di Gerusalemme. Forse non sapete, forse qualcuno sa, qualcuno non sa, a Gerusalemme c'è un quartiere armeno nella città vecchia che è è lì da 2000 anni quasi, è antichissimo, è molto ben protetto, è molto rispettato anche, e all'interno ha una raccolta quasi completa delle pubblicazioni, noi le abbiamo viste 2 anni fa, di quel periodo. Così sono stati cercati, perché voi capite che anche noi, se cerchiamo, che so, a me capitò quando cercavo le pubblicazioni delle scrittrici dell'Ottocento italiano tanti anni fa, bisognava andare solo nelle grandi biblioteche, no? E in Turchia non esistono biblioteche con testi armeni. È stato tutto distrutto, capite? Dovete quindi proprio introiettare l'idea che all'interno dell'attuale Turchia tutto quello che riguarda gli armeni possibilmente è stato distrutto. E se facessimo un passo indietro e parlassimo proprio del Adesso genocidio? tocca a te. Adesso tocca a me, vabbè. No, perché Antonio ha tirato fuori delle parole importantissime, secondo me anche il concetto importantissimo di genocidio. E cominciamo con questa cosa che secondo me sfugge alla maggior parte delle persone. Chi sono gli armeni e perché è importante? E cosa voleva dire l'Ottocento per l'armeno? Allora, io non sono italiana e amo molto l'Italia, amo molto la Sardegna, è un posto meraviglioso. E se so che c'è una cosa che l'italiano conosce bene, la questione della conquista. Ho visto ieri la bandiera della Sardegna con i 4 mori, giusto? L'ha vista per la prima volta. Beh, sì, sono americana, cosa mi fa? Cioè, di bandiere ne conosco tante, ma questa non l'avevo ancora vista. E l'ho apprezzata perché mi hanno spiegato che i sardi hanno tentato tutti di conquistare i sardi e i sardi hanno detto no. Come? Sino a ieri, sino a probabilmente un pochino, lasciamo stare questo capitolo, perché ha a che fare con quello che vorrei dire, ma lo prendiamo, vi spiego, va bene? Allora pensiamo un attimo a una popolazione fiera, come lo siete voi, che vive in una zona montagnosa, piena di pecore, come voi, mangia, e l'armeno, come il sardo, ama molto mangiare la carne. Poeti, assolutamente, tantissimi. Ricordiamoci che gli antichi romani avevano fatto un'alleanza con gli armeni e la loro cultura va indietro. La pressa da vino più antica del mondo è armena, ha 6.000 anni. 6.500 anni, mi correggono. Era già tanto 6.000, ma comunque 6.500. E là vicino c'è anche la scarpa più antica del mondo, sempre lì. Quindi stiamo parlando di un popolo. Se avete l'occasione di vedere l'Armenia, ciò che rimane dell'Armenia oggi, veramente andateci, hanno dei vini meravigliosi. Un vino bianco si chiama Voskhat, che vuol dire Vosk è oro e Hat è il seme d'oro, perché sono piccolissimi. Sì, ma non divagare sui vini. Non sto andando, Antonio, lascia stare. Ok, mamma mia, cosa? Il cognac è ancora meglio, ma lasciamo stare. E nell'Ottocento, grazie
nel 1717, andiamo lì, un abate molto lungimirante ha deciso che, siccome era a rischio la cultura armena, lui voleva scrivere la prima grammatica della lingua armena, la prima grammatica, la prima storia dell'intera popolazione armena, sapendo benissimo che se è scritta una cosa, allora la si può fissare. Quindi il ruolo dell'abate, che in armeno è un ruolo importantissimo, un vartabet, è un prete studioso. Cioè la loro vocazione è semplicemente di fare cultura. Poeti, vartabet, ce ne sono tantissimi, come Dassi ne è uno. Allora, nei prossimi 100 anni, diciamo dal 1717 all'inizio dell'Ottocento, comincia un enorme rinascimento della cultura armena, una cosa impressionante. Hanno centinaia e centinaia di giornali per l'inizio dell'Ottocento e nella loro grafia, che è tutta loro. Sono capaci dal punto di vista finanziario, altro che. Come gli italiani, gli armeni sono molto intraprendenti, mercanti, artigiani e tutto. E avendo loro la posizione difficilissima, essendo stati conquistati, e sapendo che poteva arrivare un'altra ondata di conquista oppure di pogrom, perché c'era sempre la minaccia di un pogrom, hanno deciso molto presto a educare anche le bambine. Quindi se passiamo dal 700 all'800 vediamo una fioritura immensa, e in 100 anni, 150 anni c'erano più di 1500 scuole nell'Armenia. Stiamo parlando dell'800, dove tutti i bambini venivano alfabetizzati, bambine e bambini. E poi ricordiamo un'altra cosa che è importante, che loro, lavorando come la formichina italiana, così mi dice Antonia, la formichina italiana che lavora a mette via il sondino, più di 80% dell'economia dell'impero ottomano era in mano cristiana per la fine dell'Ottocento. Quindi pensate a questi dati. Allora gli armeni, cosa succede col genocidio? Non è semplicemente una questione di ammazzare delle persone, né un pogrom. È il tentativo deliberato di cancellare l'esistenza stessa di una popolazione. Quindi cambiare la storia, ammazzare le persone, distruggere i monumenti, cancellare i cimiteri, cambiare i nomi, i toponimi. Pensate un attimo, se voi foste armeni, Seneghe, mi pareva Seneghe. Se domani Seneghe non fosse più Seneghe, ma fosse, diciamo, Urgut, ma non solo Seneghe, anche Cagliari, ma non solo Cagliari, anche, cioè, tutti i toponimi sardi fossero cambiati. Ma io voglio fare elenco, io faccio filosofia. No, sono 150.000 nomi che sono stati cambiati. E quando tu dici questo numero è spaventoso, e dovete immaginare che per esempio la città, che era una città abbastanza grande da cui proviene la mia famiglia, si chiamava Harpert e adesso si chiama Elazig, e anche tutti i nomi dei fiumi, delle montagne, tutto quello che ricorda toponomastica armena è stato cancellato. Allora, quando si parla di un progetto identitario, e ha ragione Antonia di parlare, proprio dire attenti noi, che vogliamo essere precisi, ed è per quello che ci curiamo di quello che scriviamo, di usare le parole in modo preciso. Se no svegliamo la nostra cultura, il nostro pensiero. Il genocidio è questo progetto di eliminare, cancellare una popolazione nella sua interezza. La memoria, i nomi, i monumenti, le persone e le vite. E in un certo senso la parte più tragica, ed è brutto dirlo, ma la parte più tragica che più colpisce l'armeno non è la morte di 1,5 milioni di persone, è la distruzione delle loro 2500 chiese, che non si possono più ricostruire. L'anno scorso ad Antonia è stato regalato un pezzo di una pietra di una antichissima cattedrale armena, portata
in modi rocamboleschi in Italia da una signora italiana, e per Antonia era tutto, perché questo significa che esistono, che ci sono state. Pensate poi a tutte le paure che possono sorgere in una persona la cui stessa storia, la cui stessa radice viene negata tutti i giorni. Parliamo oggi di mali psicologici e quant'altro. Vorrei vedere una persona, una cultura sopravvivere a un affronto, una guerra spietata di parole costante, perché il negazionismo turco oggi è una realtà. Cioè noi oggi pensiamo che le persone possano più o meno dire quello che vogliono qua. No, non è vero. Non è vero. In Turchia, secondo per la legge 301, oggi, se una persona parla della questione armena e la chiama Söykem, viene arrestata. Ecco, basta, va bene, d'accordo, basta. Zartonk ho parlato, devo parlare di Gomidas. Perché è arrivata a genocidio e poi adesso Zartonk, ne ho parlato un pochino. Ed era speranza, perché tu hai detto che gli armeni non erano pronti. Ma chi può essere pronto per una cosa simile? No, Al male non si può essere mai pronti. Intendo dire che se tu sei radicato in un posto, stai lì da generazioni, non è che oggi noi tendiamo anche a dire qualche volta, ma come mai gli ebrei non si sono resi conto che, di quello che succedeva negli anni 30 in Germania? Lo vediamo anche scritto, è una cosa... Di fronte all'abisso del male, parliamoci chiaro, nessuno di noi è pronto e non si può essere pronti, perché il male di quel tipo è stupido e quindi è irrazionale. Chi avrebbe mai pensato? Io penso già, non lo so, una volta una persona a New York, io sono di New York, c'era una persona che avevano deciso di rubarmi un gelato che avevo. A me non piace una cosa simile. E mi hanno colpito in testa con un ombrello. Mi sono detta, ma ancora un ombrello? Siete 4 contro 1, io sono femmina, poi perché un ombrello? Ma sì, era una cosa stupida. Erano anche probabilmente drogati. Ma detto questo, il male, la stupidità non ti viene neanche in mente. A chi può venire in mente un piano così diabolico di cancellare la presenza ancestrale? Perché uno dice, no, non è possibile. Ci sono tutti i testi che dimostrano che c'eravamo sempre, da sempre. Chi mai penserebbe che questa cosa è possibile? Eppure. Allora, un'altra cosa, un altro motivo per cui non erano pronti, sono arrivando al Zartonk. E qui, poi andiamo qua. Chi sono i poeti? Va bene qua. E poi io vado qua, va bene? Io volevo aggiungere però una cosa nel frattempo. Abbiamo scritto una scaletta che vuole... Ed è lei che bara, Io no. Io veramente sto stando. Lei è saltata in avanti, ha parlato di Zartonk, e poi è andata indietro, io mi sono dovuta giostrare, per fortuna sono flessibile, sai. Se no, non staremo insieme. Sì, perché nessuno è una prima donna qua. Invece io volevo proprio dire che tutto quello che lei ha detto è diciamo, esplicitato e argomentato con molta chiarezza nel suo libro I peccati dei padri, negazionismo turco e genocidio armeno. Arrivando in questo momento, vedete, guarda, quanto tempismo abbiamo tutti, una cosa meravigliosa, è idea di Antonia farlo vedere, non mia. Sì, è idea mia perché ne sono molto orgogliosa in quanto il libro è uscito all'inizio dell'anno scorso negli Stati Uniti e l'avevo un po' seguito con lei nella gestazione, ne avevamo parlato, ma a questo punto è stato già tradotto in armeno e in russo sta venendo pubblicato e abbiamo anche l'edizione italiana, perché è un libro fondamentale proprio sulle cause dei genocidi, di questo tema terribile che è il genocidio e poi sui peccati dei padri che sono i peccati dei filosofi. Comunque chiudo la parentesi e io andrei adesso avanti a parlare. Non posso dire di cacca prima. Ah sì, deve dirmi un'altra cosa. Scusa, apro un'altra parentesi. No, non è una parentesi, No, devi parlare di Gomidas. no, la parentesi non è Gomidas, la parentesi è un'altra, se permetti. Scusa.
io faccio filosofia e io ho sempre considerato la parola sei filosofo o filosofa una parola proprio brutta, perché tanti dicono io sono filosofo, mi dico sì, come no. Mhm. E sono felicemente presente tra un altro gruppo di persone che hanno un altro nome che proprio credo che come essere filosofo, essere poeta, viene visto come dalla gente come una cosa schifosa. E quindi no, onestamente secondo me. Ma no, insomma, se tu ti dichiari poeta è come dichiararti filosofo, è una cosa. Per carità. Allora, il problema. La poesia Gakavik. Sì, ma guarda che non ho perso i fili, sai? Ok, la poesia di cui volevo parlarti non c'è in questo libro e c'è anche per spiegare perché gli armeni non erano pronti. Pensate per un momento a una rinascita straordinaria di cultura. Addirittura hanno migliaia e migliaia di poeti, di musicisti. C'è una ondata di musicisti nuovi straordinari nell'Ottocento. E uno di questi si chiama Gomidas ed era uno di quei preti Valtabet che hanno la vocazione di fare cultura. E lui era un orfano, ma lasciamo stare le vicissitudini della sua vita. All'inizio del XX secolo, lui con tutti i poeti di cui parlerà Antonia, erano tutti convinti che questa rinascita della cultura armena portasse a una autonomia armena. Era questo il loro sogno, di non essere più i conquistati, ma essere liberi. E questo, diciamo, sogno armeno, lui l'ha messa in una poesia molto breve, che si chiama Gakavik, che in italiano si traduce pernice. E vi traduco velocemente la prima strofa, e se fisso le cose è semplicemente perché mi sto concentrando, perché tradurre dall'armeno in italiano, vediamo, facciamo così: Arev Patvets Duham Peren Gakav Terav Kanan Saren. Allora, le nuvole si sono separate sulle montagne ed esce una pernice dalle verdi montagne. Dalle alte montagne esce portando il saluto dei fiori. E poi dice che questa pernice costruisce un nuovo nido con i fiori e le elenca i fiori per i piccoli perniciotti. Chi era la pernice e cosa era il nido? La pernice era proprio la madre Armenia e i fiori sono gli intellettuali che in quel momento c'erano. E per tessere questo nuovo nido con i fiori della cultura armena. E chiaramente, siccome sa che i poeti sono persone veramente molto superbe di solito, ci mette dentro i fiori a ninfee, sì, che sono superbe, e poi asfodeli e cose simili. Questo era il loro sogno ed erano vicinissimi a arrivarci. È una questione di mesi. Sono stati traditi dal mondo occidentale nel modo più bieco, dalla Francia all'Inghilterra e la Russia, le potenze, ma soprattutto dalla Germania, che aveva classificato gli armeni usando i stereotipi che poi verranno usati per gli ebrei, come gli ebrei dell'Oriente, del Medio Oriente, e quindi avari, e tutti quei prototipi, stereotipi che poi usano con gli ebrei. Ecco, questo era Gomidas. E ecco, adesso puoi parlare degli altri. Sirun nach Gagavi
chiesto di cantarvela perché effettivamente è una delle più celebri canzoni di Gomidas. Gomidas era un musicologo eccezionale, di cui vi ho appena parlato, che ebbe l'idea assolutamente tempestiva e geniale di percorrere tutti i territori abitati da armeni fra il 1910 e il 15, raccogliendo le canzoni popolari. Capite? Quindi, prima che questo popolo venisse distrutto, il suo patrimonio di canzoni popolari venne raccolto, non da persone così incompetenti ma proprio dal più grande musicologo dell'epoca, laureato in varie parti, ha dottorato a Berlino e così via. La Gomidas però non c'è in questo libro. E perché? Perché lui sopravvisse, era stato deportato con gli altri, ma a suo favore intervenne appena la deportazione di questi 3 giorni di cui vi parlavo fu completata, la figlia stessa del sultano, che benché fosse stato messo da parte dai giovani turchi, aveva ancora abbastanza influenza per salvare una persona. Ora, lui... Sì, lui... Ma stavo per dirlo, tesoro. A questo punto stavo proprio per dirlo. Non c'è nel libro perché fisicamente sopravvisse. Tuttavia fu così sconvolto da quello che aveva visto e percepito che una volta tornato nella capitale passò un paio d'anni di quasi confusione mentale, divenne pazzo e venne ricoverato a Parigi, pover'uomo, dove morì nel 1930-32 senza aver mai più toccato un pianoforte o ascoltato una nota musicale, come sepolto nella sua stessa follia. Ora, qui abbiamo, fra i poeti, il libro raccoglie un certo numero di scrittori che sono, come dicevo prima, di varia specializzazione. C'è per esempio un grande raccontatore, un grande novellista se vogliamo, che novelle di tipo verista molto interessanti, che era anche deputato al Parlamento e che venne ucciso successivamente, ma anche lui sempre in un viaggio di trasferimento. Ci sono dei giornalisti, fra cui uno che scrive un racconto molto interessante, e qui vi dico un dettaglio che ci mostra proprio col fatto come non solo, come si potrebbe immaginare, la cultura francese, che allora era dominante anche come lingua, quello che è oggi l'inglese, come sappiamo nell'Ottocento era il francese, ma anche l'italiano era molto conosciuto da questi rinnovatori della cultura armena, perché l'Italia era considerata un modello. L'Italia era appena avuto la propria unità, l'Italia aveva avuto le guerre risorgimentali e i giovani armeni consideravano la possibilità che aveva avuto l'Italia come una specie di miraggio che sognavano di ottenere anch'essi. Quindi la cultura italiana e la letteratura italiana viene letta e tradotta, anche perché in tutto l'Ottocento la città di Venezia, dove questo abate nel 1717 aveva avuto in dono dal Doge di Venezia un'isola nella laguna, che c'è ancora e che è proprio nella laguna di fronte a San Marco, che si chiama San Lazzaro degli Armeni, era riuscito, un uomo di grande cultura e di grande sogno culturale, era riuscito a rendere questa isola un centro culturale enorme e a fondare a Venezia un grande liceo armeno che è durato dal liceo chiamato collegio, ma insomma era un liceo dove ha studiato anche mio nonno, che è venuto dal centro dell'Anatolia proprio lì alla fine dell'Ottocento, e che è durato dal 1830 all'altro ieri, al 1999. L'ultimo anno scolastico è stato quello, poi ovviamente dall'estero non vengono più a studiare in Italia, eccetera, il collegio è chiuso e sono andati in Armenia. Vabbè, allora, questa centralità anche di Venezia fra i centri del risveglio armeno, che si chiama appunto Zartonk, si verifica anche con la cultura italiana. Questo scrittore racconta una sua novella verista molto bella, molto realistica, molto bella nei bassifondi di Costantinopoli, e a un certo punto cita il cuore di De Amicis. 2 anni dopo la pubblicazione in Italia,
già lo conoscevano e 5 anni dopo, 4 anni dopo, era tradotto in armeno. Incredibile, eh? Era tradotto e pubblicato in armeno e poteva venire citato uno dei racconti del cuore di De Amicis come conosciuto, come un qualche cosa che i lettori potevano conoscere, il che è una riprova della diffusione anche della cultura italiana. Poi io stessa trovai delle lettere di una giovinetta armena a Fogazzaro, che sono state pubblicate da un collega anni fa, niente di speciale, di particolare. Comunque questa ragazzina, giovane donna, 18 anni, 19, di Costantinopoli, scriveva a Fogazzaro che le ha risposto e c'è stata una loro corrispondenza e leggeva Piccolo mondo antico o gli altri romanzi di Fogazzaro in lingua originale. I tre poeti più importanti, che sono quelli che iniziano la raccolta, sono Daniel Barujan, Siamanto e Rupen Sevag. Io vi vorrei adesso leggere 2 o 3, una poesia per ciascuno, no? Perché sentiate un pochino. Sono, ripeto, traduzioni. Io ringrazio sempre molto i due traduttori senza i quali non avremmo il libro. Io poi naturalmente ho ripulito un po' la loro stile di traduzione, che non sempre, essendo loro di madrelingua armena, era chiaro. Sì. Allora, c'è anche un 63, ma è solo un appunto. Allora, questi sono gli esempi di questi 3 scrittori. Due sono stati uccisi insieme, Daniel Barujan e Rupen Sevag. Siamanto, che è uno pseudonimo come Barujan d'altronde, invece venne ucciso sempre in un altro momento. Ma tutti quanti avevano in comune che cosa? Erano delle patrioti, erano attenti a portare, a rendere, a ricordare, a far presente quella che era la realtà del popolo armeno, della minoranza armena. Però, naturalmente, convivendo con un presente minaccioso, e i poeti lo sentivano più degli altri. La minaccia incombente, magari quello che scrive novelle non se n'era accorto, ma loro se n'erano accorti. Siamanto vengono dalle province, vengono educati e poi in genere viaggiano molto. La caratteristica di tutti e 3 è che avrebbero potuto salvarsi tutti quanti, perché Barujan, di cui parleremo dopo insieme a lei, era stato educato a Venezia, per quello ho citato il collegio, proprio nel collegio armeno di Venezia alla fine dell'Ottocento. Siamanto, anche lui era andato in giro per tutta l'Europa. Il terzo, Rupen Sevag, aveva studiato medicina, aveva studiato medicina a Losanna, in Svizzera, aveva poi sposato una ragazza tedesca con cui si adoravano proprio, e che poi addirittura dopo che lui è stato ucciso ha proibito ai suoi figli di imparare il tedesco, perché era la lingua del popolo che aveva collaborato con i turchi nell'ammazzare gli armeni, e poteva rimanere a Losanna, aveva una carriera di medico a Losanna, era già inserito, ma affermato come medico, ma è tornato indietro. E perché sono tornati indietro negli anni 10-12? Perché volevano in qualche modo aiutare la rinascita della loro nazione, capite? Nessuno di questi era il contadino confinato in qualche villaggetto che sarà poi ucciso dopo il 15. Questi erano i leader ed erano perfettamente nella possibilità di rimanere all'estero, ma non ci sono rimasti. Ma come veri leader sono tornati. E l'idea, ed è un'idea secondo me che è anche un ideale per chiunque scriva e abbia come vocazione, come mestiere, quello di parlare e di scrivere. Non si scrive per se stessi, si scrive per il popolo, e guai a noi se scriviamo male poi. Ma detto questo, loro erano ben consci di questo fatto. Vi dico una cosa per cui probabilmente Antonio mi darà un calcio sotto la tavola, e se faccio un salto non importa. Antonia, quando non sto esagerando,
Sono piena di lividi. Ma mi sta... una calciatrice. Anche se è piccola, non credete. Allora, quando Antonia va in Armenia la chiamano Hayot Zain, cioè la voce degli armeni. Per gli armeni ancora il poeta è il leader, cioè è colui che dà voce al popolo. E per cui sono figure che non è difficile pensare perché abbiano tornato, perché è una responsabilità enorme e lo sapevano e l'hanno preso volentieri come responsabilità. Ecco, io sto parlando, ma tu devi adesso leggere perché sennò vado avanti. Sì, era quello che stavo cercando. Allora, questa è una poesia che lui scrisse appunto circa nel 1913, però ricorda, si chiama Sogno di tortura, perché ricorda un terribile episodio che avvenne nel 1908, 9, e cioè i massacri di Adana. La città di Adana era una città dove la popolazione armena era circa la metà, insomma, ed vennero distrutti completamente con 30.000 morti in pochi giorni. Questo era uno dei grandi segni che avrebbero dovuto, diciamo noi, fargli capire. Il titolo è Sogno di tortura. Sera di primavera e di massacri, la mia anima è ancora uno zampillo di vendetta, proteso furiosamente verso l'alto, e le foglie, simili ad anime disperate, cadono sopra l'acqua chiara delle vasche, e su noi tutti, e dagli abissi, voci di appestati, e verso gli abissi, in affannosa ricerca di aiuto, grida di morenti, vite già morenti. E stanotte di nuovo nelle chiese innumerevoli cadaveri innocenti, sopra il mio tetto una scrosciante pioggia di ferro, sotto il mio cranio una bufera di incendi, e sopra l'acque che scorrono appaiono martiri crocifissi. E con la sera di pioggia e di supplizio un incalzante terrore di massacro di città in città. Nella mia anima uno spavento infernale di uragano. Una bara vuota sotto le mie misere dita, e dall'alto di infiniti marmorei scaloni, oh venite in soccorso, corpi decapitati marciano verso di me. Ma voi, anime fraterne della tortura e delle sere, prima dell'irruzione della tempesta e dei barbari stasera, tenacemente e virilmente scegliete la vostra via. Questo è un momento appunto quasi di sollevarsi dalla disperazione, una speranza che arriva nonostante tutto oltre l'orrore. La sua più celebre poesia si chiama Un pugno di cenere, casa paterna. Lui, Siamantò, veniva dalla città di Acne, che è una città dove si rifugiarono dopo la caduta del regno d'Armenia nel 1100 il re e i nobili della sua corte. Quindi era una città particolare. Ahimè, eri magnifica e grande come un palazzo, e io dalla cima dei tuoi tetti bianchi, alla luce delle notti brillanti di stelle, ascoltavo l'Eufrate impetuoso. Con le lacrime, ho sentito che rovina su rovina le tue larghe mura una sull'altra fecero abbattere un giorno di terrore, un giorno di strage e di sangue sui fiori del giardino che ti circonda. È ridotta in cenere quella stanza azzurra. Là dietro le pareti e sopra i tappeti si rallegrava la mia infanzia felice, e la mia vita cresceva e la mia anima spiegava le ali. Si è spezzato allora quello specchio dorato, nella cui eterea profondità i miei sogni, le speranze, gli amori e la mia rossa volontà si riflettevano per anni insieme al mio pensiero. Sogno spesso quella gabbia dove la mia grigia pernice al mattino, insieme al levar del sole e di fronte ai roseti,
all'ora del mio risveglio limpidamente cantava. Casa paterna, credimi, dopo la mia morte, sopra il nero delle tue rovine, la mia anima verrà come una tortora esiliata a cantare il suo canto e la lacrima dell'infelice. Un pugno di cenere sulle mie spoglie, casa paterna, un pugno della tua cenere, chi la porterà? Del tuo ricordo, del tuo dolore, del tuo passato, un pugno di cenere per spargerlo sul mio cuore. E questo è il grande tema dell'esilio, perché per gli armeni non c'è ritorno, la casa paterna non c'è più, perfino nel nome i paesi non ci sono più, le case sono distrutte, le chiese sono distrutte, le famose, le scuole, i collegi, i negozi, tutto è distrutto, perfino i grandi cimiteri con le croci di pietra armene che chiunque sia stato in Armenia o abbia ho guardato anche su internet, è una delle grandi caratteristiche dell'arte armena. Il secondo, Rupen Sevag, medico, di lui vi leggo solo, perché poi abbiamo una piccola sorpresa per voi insieme. Vi leggo solo una piccola breve poesia per darvi l'idea anche dell'influenza che la poesia occidentale aveva su di loro. Leggevano appunto sia francese, sia tedesco che inglese e italiano, tutte e quattro le lingue, naturalmente 85, sì, grazie. Questa è una breve poesia che ricorda molto da vicino Verlaine, il francese Verlaine, e si intitola Raggi d'amore. Se sentite il ritmo ve lo ricorderete. Il canto del ricordo dal profondo del mio cuore piange fortemente e disperatamente, e tristemente il mio amore nasce di nuovo dai roghi del dolore, e voglio piangere sulle ceneri dell'amore affinché gli ultimi raggi non ardano di nuovo. E io ho trovato veramente delle corrispondenze singolari con alcune brevi poesie di Verlaine, che sono quelle specie di piccole ballate veloci. Allora, adesso andiamo a... La parte coronante della serata. La serata non ci siamo ancora e non penso... Allora, come... No, non importa. Sì, lo conosco a memoria, però tiralo fuori lo stesso. Io chiedo e dice di no, e poi dico. Aspetta un momento. Allora, quello che ci è venuto in mente, devo dire, l'idea e l'accostamento è venuto a lei, e benché non conoscessi l'Infinito di Leopardi, di cui ho visto che Sant'Agata parlerà stasera. Ma, sì, il mio telefonino devi prendere. Lo so. Se non c'è campo non possiamo farlo, dobbiamo affidarsi. Sì, dobbiamo affidarci alla loro memoria, casomai. No. Allora, c'è una poesia di Varoujan. Allora, Varoujan, intanto che tu cerchi io gli spiego un po'. Varoujan è un grandissimo poeta, il più grande di tutti. E anni fa io ho tradotto la sua raccolta, Il canto del pane, per la casa editrice Guerini di Milano, e questa raccolta ha avuto un tale successo che è arrivata oggi all'8ª edizione. Il canto del pane è una compatta raccolta di 29 poesie, a cui ne aggiunsi una 30ª che era in un almanacco, 29 poesie, dunque la raccolta è incompleta, che Varoujan, quando venne prigioniero, aveva già in mente di scrivere. Da testimonianze, quelle di cui vi parlavo prima, sappiamo che durante la prigionia, in quei mesi che lo separarono dal 24 di aprile del 1915 alla metà di agosto, quando venne ucciso, lui scriveva poesie e continuava a scrivere. Gli altri avevano angosce, stavano continuamente domandandosi, no, che cosa succederà di noi, dove ci porteranno, perché li avevano portati, come vi ho detto, in varie città dell'Anatolia. Cianchiri è uno. Ma Varoujan era quieto e tranquillo e scriveva poesie.
Tuttavia, quando io tradussi questo Canto del Pane, non sapevo che c'erano stati questi testimoni e che avrebbero scritto su di lui. E vi leggo il pezzo che c'è nell'introduzione e che è, secondo me, qualcosa di estremamente significativo. Scrive uno di questi 3 sopravvissuti, di tutti i 2000 erotti, Mikhail Shamdanjan. Varujan era il più taciturno e riservato membro del nostro gruppo. Ricordiamo che Varujan Daniel aveva 31 anni quando venne ucciso. Lo chiamano il Lorca d'Oriente. Varujan era il più taciturno e riservato membro del nostro gruppo. Si preoccupava solo di scrivere la sua poesia rurale. Lui la chiama poesia rurale e il titolo era Il Canto del Pane, dalla semina al raccolto e poi naturalmente al pane vero e proprio. Una volta, in uno dei giorni più angosciosi, mi lesse alcune poesie e io non potei che esprimergli la mia ammirazione e il mio stupore, che in momenti così terribili come quelli che stavamo vivendo fosse in grado di mantenere la sua anima così distaccata e incorrotta da creare una poesia dedicata alla natura con una tale profondità. Mi rispose che riusciva ad arrivare a quell'intima pace grazie alla fede che nutriva nel futuro della nazione armena. Ah, perché non gli è stato concesso di veder realizzarsi la sua speranza. E un altro di questi sopravvissuti, ho trovato proprio questi 2, Aram Andonian, scrive con una straziante ironia: Varujan, l'unico fra noi che continuava a lavorare, voleva raccontare la storia di un contrabbandiere di tabacco, facendone l'eroe di una ballata epica. Non so se poi abbia avuto il tempo di scriverla, ma a che cosa sarebbe servito comunque. Il giorno del suo martirio gli assassini probabilmente si impadronirono dei miseri bagagli di Varujan e dei suoi 4 compagni. E molto probabilmente il vero tesoro del suo bagaglio, i 6 quaderni che aveva scritto a Cianchiri, furono buttati al vento. Ma si può pensare che Dishleg Hussein Agha, proprietario del Khan, davanti al quale vennero uccisi, che fu uno dei testimoni del crimine, li abbia raccolti con cura e poi, dopo aver lisciato e messo in ordine le pagine, li abbia perforati con uno spago per incartare formaggio e olive per i suoi clienti. Questa agghiacciante frase, del tutto naturale, perché effettivamente questo Hussein Agha non aveva ucciso, ma aveva tranquillamente rubato quello che restava. Invece non era vero. Il quaderno, di questi 6 quaderni non si sa nulla, ma un quaderno, uno di questi, quello col Canto del Pane, era nella giacca di Varujan, e la sua giacca, con il resto fu messa in un magazzino militare turco e l'ha ritrovata nel 1920. Il Canto del Pane è una voce dalla morte, dal regno della morte, ed è una voce di gioia, di speranza, di volontà di vivere, incredibile. Questo pane questo tema del pane e il tema della campagna è per lui qualche cosa che è eroico, bellissimo. Cioè non c'è niente dell'idea, non so, alla Carducci, del poeta che si china sul Pio Bove e se lo guarda, capite? È uno che viene da quella terra e la racconta con accenti e toni eroici. E però che ci dimostra, e qui arriviamo a noi, che ha letto, siccome anche Varujan aveva studiato a Venezia e aveva fatto tutto il liceo a Venezia, aveva letto i poeti italiani. E ci sono, fra una poesia sua che si chiama Notte sull'aia e L'infinito di Leopardi, coincidenze che ci hanno veramente meravigliato. Secondo me una delle cose che fa risaltare chi sono veramente gli armeni, perché non è solo la morte, non è solo il genocidio, hanno anche un colore tutto loro gli armeni. Io vedo le popolazioni diverse come colori, ogni lingua ha un suo colore. Quando vuoi veramente capire cos'è un popolo e com'è diverso dal nostro, è bene vedere come interpretano o rispondono a una cosa nota a noi, e usando gli stessi temi ma arrivando a conclusioni completamente diverse.
E allora ieri abbiamo paragonato con grande velocità, cosa su cui scriveremo io e Antonia, L'infinito di Leopardi e Notte sull'Aia di Varouchane. Scriveremo qualcosa, Sì, però sì, perché- vediamo la prima diciamo velocissimamente, perché ormai siamo in chiusura. Il preview. Diciamo Il preview. Ok, here you go. Allora, tu è bene che leggi sta roba. ma non è sta roba, è una cosa. È una roba. Io la leggo L'infinito, la conoscete tutti, no? Credo. Sempre caro mi fu quest'erbo folle, credo che tutti la conoscono. La sapete a memoria? Sì, la sappiamo tutti. Siete tutti lì? E quindi sono l'unica cretina che l'ha letto per la prima volta ieri io. D'accordo? Ma sono americano perché vabbè. E voi sono sicuri che non conoscete Emily Dickinson come la conosco io? Vabbè, adesso non stiamo facendo la gara, stiamo dicendo onestamente che tu non la conoscevi. Allora, no, non la conoscevo, l'ho letta ieri, mi sono detta toh. Conosco bene Varouchane e ho subito detto con Antonia, guarda che È aperto, sì. sì, guarda che Varouchane sta rispondendo all'infinito. E lei È mi ha chiaro detto, che lui, come in altre poesie, si sente l'eco anche di Manzoni, insomma su questo io avevo lavorato, ma non mi ero accorto di questo. E man mano che ieri sera leggevamo, siamo rimaste incantate. allora, io non so, forse è meglio che legga lei. Sì, io vi leggo Varouchane e poi Io vi diciamo- faccio vedere. Sì. Sì. Il titolo è Notte sull'Aia. Dolce notte estiva. La testa abbandonata sull'aratro, l'anima sacra del contadino riposa sull'Aia. Nuota il grande silenzio fra le stelle divenute un mare. L'infinito con 10.000 occhi ammiccanti mi chiama. Cantano di lontano i grilli. Nelle acque del lago questa notte si celebrano le nozze segrete delle naie. La brezza, agitando il salice sulla sponda del ruscello, risveglia dei canti su accordi sconosciuti. Nel profumo del serpillo, disteso in cima a un covone, io lascio che ogni raggio tocchi il mio cuore e mi inebrio del vino della grande botte dell'infinito, dove un passo sconosciuto schiaccia le stelle cadenti. È squisito per il mio spirito tuffarsi nell'onda luminosa di azzurro, naufragare se è necessario nei fuochi celesti, conoscere nuove stelle, l'antica patria perduta, da dove la mia anima caduta piange ancora la nostalgia del cielo. È dolce per me sollevarmi sulle ali del silenzio, ascoltare soltanto il respiro imperturbabile dello spazio, finché i miei occhi si chiudano in un sonno magico e sotto le mie palpebre rimanga l'infinito con le sue stelle. Così si addormenta tutta la gente del villaggio, la sposa in cima a un covone, sotto la trapunta che stilla luce. No, ho sbagliato. Sì, così si addormenta tutta la gente del villaggio, il pastore sul suo carro, sotto la trapunta che stilla luce, la sposa in cima a un covone, scoperto dallo zefiro il seno, dove la via lattea svuota il suo latte, brocca dopo brocca. E così, avendo dormito un giorno sotto lo sfavillio del cielo, i miei genitori contadini mi concepirono con tenerezza, mi concepirono fissando lassù i loro occhi buoni, sulla più grande stella, sulla fiamma più splendente. Capite che siamo a un livello straordinario di poesia, è una delle più belle del Canto del Pane, però devo dire che il Canto del Pane ho fatto poi 2 libri, Il Canto del Pane e Mari di Grano, e sono in tutto 50 poesie di Varouchane, gli rendono onore. È una delle grandi voci del primo Novecento, solo che essendo in una lingua minoritaria è solo adesso che viene conosciuto. Allora, adesso passo a te. Ma no, e qui c'è un dibattito tra me e Antonia. Cioè, da un lato voi capite quante volte torna la parola infinito. Infinito, silenzio, Naufragare. naufragare, Naufragare, dolce, cioè, capite?
poi la brezza verso il vento, no? Perché Leopardi dice vento, ma lui dice brezza. E poi in cima a un covone anziché all'ermo colle. Cioè è chiaro che quando Varujan scrive questa cosa Ha presente e sta rispondendo. Questo ci è parso ieri, che proprio in qualche modo stesse rispondendo. Ed è incredibile per me questa cosa. Cioè, come fai a capire l'animo armeno da questa risposta a una poesia italiana famosissima? Innanzitutto, il nostro Leopardi, sull'ermo Colle, tutto da solo, sono tutti e due da soli. Ma l'infinito a Leopardi fa paura. Il cordon si spaura, dice, no? E allora lui dice che ci sta pensando appunto a fare quietare questo cuore che è impaurito dall'infinito. Varujan non ne ha paura. Anzi, vuole tuffarcisi dentro. Per Varujan c'è il colore da tutte le parti, e nell'infinito di Leopardi non c'è colore. È privo di colore. Ed è anche privo, ha solo due sensi. Usa il visto, sta guardando, e l'udito. Varujan invece c'ha anche i colori. E quindi è molto più orientale, capite? C'ha l'olfatto. C'ha il profumo del serpillo e poi Mi l'olfatto. tocca il cuore. E questa è proprio una risposta diretta. Io lascio, vi leggo qua che bella, aspetta, Non è che diciamo che una è superiore all'altra. No, è una cosa completamente diversa. L'idea che questo giovane che aveva... Io lascio che ogni raggio tocchi il mio cuore. Per Leopardi non vuole, il cuore ha paura. Lui dice no, io lascio che l'infinito tocchi il mio cuore. E poi si dice mi inebrio del vino della grande botte dell'infinito, dove un passo sconosciuto schiaccia le stelle cadenti. Sono due risposte diverse e fanno vedere anche storie diverse, di sviluppo diverso del pensiero, diciamo occidentale di qua, e l'occidentale armeno che è orientale occidentale. Fanno vedere che abbiamo le stesse sensazioni, ma le vediamo in modo diverso, le viviamo in modo diverso. Ed è questo davvero arricchimento, se vogliamo, che gli armeni portano tutt'oggi alla culture nostre. Cioè non ripetono quello che diciamo, no, non sarebbe anche veramente noioso se così fosse. Quello che per l'armeno l'infinito è una cosa che fa parte del finito, non sono due cose talmente staccate come vorrebbe Leopardi. Io paragono, no? Questo suono che viene è l'infinito, che chiaramente non è più tattile per lui, è una cosa mentale, per quello ci sta pensando. Per Varujan è tutto concreto. L'infinito e l'infinito si sposano nel presente e quindi vedi nelle cose l'infinito e che non fanno più paura. Per questo il connubio tra finito e infinito diventa una cosa fertilissima. I suoi stessi genitori l'hanno concepito così. E vedete, non è una questione che uno è superiore o inferiore, queste sono cose brutte. È una questione di vedere come le stesse cose sboccino, diciamo, in due fiori diversi. E per capire i colori armeni, Varujan serve proprio a quello, li conosce, anche Siamanton li conosce, e vedendo dentro queste cose riconosciamo echi di poesie, diciamo, occidentali, più occidentali, ma vediamo come li mettono insieme in un modo così unico e complementare a quello che facciamo noi, che un po' di quella paura dell'infinito che viene a noi, che sfortunatamente siamo troppo mentali anche, è troppo poco tattile, aiutano a darci un po' di pace e speranza. Grazie.
posso dire qualcosa? Vengo là? Ah, come vuole. Per far ascoltare, mi pare che sia meglio. Ma se ci sono domande, possiamo chiaramente Parto da questo, io sono stato 45 anni a Venezia, quindi conosco l'isola, ecco. Sono stato in Turchia, so cosa vuol dire non poter dire la parola Armenia, ma so che cosa dicono e come definiscono i curdi. E poi ho notato una cosa, che fra curdi e tedeschi c'è un vizietto in comune. Quello degli stermini, si chiamano stermini, si chiamano così, cioè, hanno terribile bisogno, il collo ha bisogno di essere, ho capito. Però adesso dico una cosa, ho un po' paura. Lei ha parlato di un vino, ma hanno cambiato anche il nome vino, no? No, bisogna in Armenia. Ah, ecco, no, perché noi abbiamo la vernaccia, qua è chi tocca la vernaccia, capito? Non si toccano sempre. L'arbicocca, il nome scientifico è Prunus armeniacum, perché l'uculo, per generale, l'ha portato in Italia perché gli piaceva tanto, ma da lì. I turchi vorrebbero che si chiamasse Prunus turchica, no, se non mica esagerando. No, Armenia ma diventa, vorrebbero fosse poi turchi. Ma veramente, perché stanno facendo delle battaglie legali ai musei che hanno pezzi armeni per dire che sono turchi. Non sto scherzando. Prego, è una battaglia tutti i giorni. Ah. Altre domande? Mi dica. È molto toccante secondo me questa cosa del confronto con Leopardi e la cosa di imparare dal modo in cui gli altri dicono le nostre cose. E la cosa che mi ha colpito di più nella poesia, però l'ho sentita solo una volta, quindi non so se ho colto giusto, è il fatto che in quella del poeta armeno ci sono gli altri, invece nel nostro infinito c'è solo lui. E questa coralità di speranza già nel semplice nominare il fatto che l'infinito è possibile solo attraverso la comunione mi sembra sia testimonianza forte di un tipo di modalità di stare al mondo. È solo una considerazione, non so se è giusto. No, è molto giusto, giusto, grazie. Queste sono cose che poi naturalmente si sviluppano, grazie davvero. Grazie. Perché l'idea del confronto cioè il discorso è proprio vero, segue anche da quello che dicevamo, ma non c'eravamo arrivati. Cioè lui Varujan parla di sé, parla prima dice il contadino, poi dice io e poi dice il genitore e la sposa e il pastore, cioè c'è tutta, e le naie, c'è tutta una grazie. Io credo che nonostante che Leopardi, lei può alzarsi in piedi per favore. Dico che nonostante che Leopardi dica che qualunque il forte poco non si scopre, però la conclusione è simile, almeno perché dice non fregarmi dolce. No, e difatti, L'Armeno non finisce lì. L'Armeno dice naufragare se necessario nei fuochi celesti, ma finisce coi genitori che lo concepiscono.
perché questa, ed è una cosa così, io non ho mai letto una poesia in cui un poeta parli della propria concezione, con tanta tenerezza. Ed è, a me, la prima volta che l'ho letta, sono rimasta veramente a bocca aperta. E sì, le parole possono fare grandi cose, vero? Grazie signore, vero? Se non ci sono altre domande, ringraziamo la professoressa Arslan e la professoressa Siobhan Nash Marshall per il loro interessantissimo intervento. Un paio di comunicazioni di servizio. Nel programma che avete in mano c'è stata una variazione negli orari degli incontri di questa sera, quindi c'è stata un'inversione di orario e anche il luogo in cui si svolgeranno. Allora, quindi alle 17 in Piazza dei Balli ci sarà l'incontro con Alba Donatti, a seguire Claudio Pozzani alle 18:30. Poi adesso ci sarà l'aperitivo offerto dalle cantine Sant'Adi e dalla Cao Formaggi. I libri li trovate all'ingresso o all'uscita qua a cura della libreria Ubik di Macomer, che è al punto vendita anche al salone parrocchiale. Potete acquistare le nostre magliette e i nostri libri per sostenerci. Alle 16 poi a Casa Addis ci sarà un'altra visita guidata della mostra fotografica di Giulio Piscitelli, chi fosse interessato. Per il pranzo è possibile prenotare a Casa Addis o anche in Piazza dei Bali trovate qualche punto ristoro.